Le mareggiate che divorano le spiagge arrivando a sfondare le dune artificiali, venti e piogge che provocano smottamenti in collina e allegamenti in pianura. Il maltempo dello scorso autunno è costato al Veneto 130 milioni di euro, la cifra messa nero su bianco unitamente alla richiesta di un congruo sostegno economico nella lettera che il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato questa mattina al premier Giorgia Meloni. Nella lettera si chiede la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, un atto imprescindibile per ottenere fondi a titolo di risarcimento da parte dello Stato nella fase della ricostruzione. Siamo nella paura, siamo nella paura. Quando dobbiamo andar via, andiamo via. Tra il 30 e il 31 ottobre in Veneto 80 interventi, fiumi osservati speciali, decine le famiglie sfollate lungo la golena del Piave. Tra frane e allagamenti, 36 ore con il fiato sospeso in provincia di Belluno. Abbiamo avuto precipitazioni piovose cumulate di oltre 150 millimetri in alcune zone del Bellunese e del Vicentino. A Posta al Pago il 2 novembre Walter Locatello, vigile del fuoco non in servizio, padre di un bimbo piccolo, mentre cerca di aiutare il papà a proteggere la sua abitazione dai danni del maltempo, cade nel fiume Tesa e viene inghiottito dalle acque. Il suo corpo sarà ritrovato dopo giorni di ricerche nel lago di Santa Croce. A Vicenza un albero cade su Ponte San Paolo, osservato speciale questa volta il Bacchiglione. Ho cominciato a salire fino alle 3:30 di questa mattina, che è arrivato a una punta di 4,41. I danni più importanti alle spiagge del Veneto. La missiva di oggi è stata spedita anche al ministro per la protezione civile Nello Musumeci e al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Zaia ha segnalato le difficoltà delle amministrazioni locali e della stessa regione nel fronteggiare la situazione con la sola adozione di misure finanziarie ordinarie e ha auspicato, si legge, che dalle strutture nazionali la risposta sia tempestiva, tanto quanto è stata quella della protezione civile locale sui territori che il maltempo ha messo in ginocchio.